Il nostro viaggio continua nella Trecenta. Quello che vedete alle mie spalle è il nuraghe Simieri, un quadrilobato costruito in marna. Nella torre centrale è presente un importante crollo e l'ingresso si trova ancora sottoterra. Questo perché, come tanti altri siti in questo territorio, il nuraghe Simieri non è mai stato soggetto a nessun tipo di campagna di scavi. Il nuraghe Simieri è ben visibile dalla strada che va da Senorbì ad Ortacesus. Dell'ipotetico villaggio non è rimasta più traccia, questo a causa dei lavori agricoli che si sono succeduti nell'arco dei secoli. Purtroppo sono visibili pochissimi filari delle 4 torri perimetrali ed è possibile osservarli solo unicamente quando l'erba è molto bassa.